Ragazzi, tutti il comandone veneziano, figurati se siamo già qua, ma non è registrato la prima parte, porca miseria, siamo decimi in griglia, siamo in Ungheria, e vabbè, va così insomma raga. È una qualifica che è cominciata benissimo nel primo settore, ero addirittura in pole position, poi crollo negli ultimi due, vai, non è prevista pioggia, andiamo. Dai, come qua nella prima curva devi fare tante belle cose, tra cui non ammazzarti però. C'è da McLaren la livrea speciale, la Ferrari non più. Non capisco perché non puoi scegliere tu. Una delle poche cose belle di quest'anno della Ferrari è la livrea speciale. Qua faccio una curva veramente peggio, non si poteva, però ho recuperato, dai almeno. Qualche posizione l'ho recuperata. Perché la macchina è buona, il pilota che fa cagare. No, Villeneuve non rompere i coglioni, ecco, mi tocca andare lungo, vaffancuore. Previsione del tempo. Per il momento non è prevista pioggia, le Sì, ma siamo condizioni sono sicuri. buone. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Facciamo fatica. L'Ungheria è una gara che non amo. Gara bruttissima secondo me, che sia una gara storica, proprio mai piaciuta l'Ungaroring. Vola Cuba, vola. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Va bene. Dai, devi spingere veneziano, devi spingere. Perché la macchina è tra le migliori in pista in questo secondo anno. Che proprio guido male, guido male. Purtroppo guidiamo da cioccolatai. Lunghissimo ancora. Per cercare di recuperare, sto esagerando. Villeneuve, vecchio, sono io il padrone della scuderia, non mi rompere il cazzo. Come che Villeneuve è sottotono con una macchina così, eh? Vado sempre lungo. Ok, fastest di Charles. Fastest di Charles. Da questo giro potrai usare il DRS. Che Ricorda bello. però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Grazie, caro. L'importante è non perdere troppo terreno subito, perché sennò la gara è già iper compromessa. No, no, no. Appena tiro un attimo. Vado lungo. Calma, Come, calma. Il classico relax comendiano. Quantomeno non stiamo perdendo troppo, solo che loro hanno il DRS. Io non c'ho one cazzo. Purtroppo. Fastest di Russell. Fastest di Russell. Qua sorpassare è anche difficile oltretutto. Comunque primi giri puliti, regolari. Dai, dai, recuperiamo qualcosa.
Nel primo settore vado bene, poi faccio sempre fatica qui a Hungaroring. Dai vecchio su. Dai vecchio come. Ancora lungo. E perdiamo un secondo ancora in sto giro, mamma mia. Situazione veramente complicata. Sarà duro recuperare sui primi, io ve lo dico, io ve lo dico. Raga, siamo ai box, una gara orrenda veramente. Siamo a 102 secondi dai primi. Un disastro, non capisco sinceramente una macchina performante, faccio gare bellissime ma certe proprio. Boh. Non capisco, troppa disparità, Beppe. Adesso Alonso ci supera. Ci supera chiunque. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Forse perdiamo anche posizioni. Molto bene. Forse però non sono andati ai box loro, forse. Non siamo in lotta adesso. Mamma mia, guarda. Almeno c'è un po' di bagarre adesso. Usciamo, abbiamo perso 2 posizioni, ma probabilmente loro non sono ancora andati ai box. Questa è la speranza comandiana. Ma comunque gara atroce. L'Ungheria fa schifo. Poi ci mettiamo anche noi a fare prestazioni così. Però anche Villeneuve prestazione sottotono con una macchina fortissima adesso però. Quindi forse non è solo colpa nostra, proprio qua non c'è il setup. Dai però sveglia raga. No, mamma mia. Non ho fatto danni però. Ho perso la posizione. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Ok, ce la riprendiamo, ma siamo in difficoltà raga. Siamo in grossa difficoltà qui in Ungheria. Cerchiamo di fare qualche punto, questo è l'obiettivo. Gara anche senza colpi di scena, nessun ritiro, niente di niente, proprio. Per il momento una noia mortale il Gran Premio di Budapest. Pochi sorpassi. In tipico stile ungherese. Andiamo anche un po' lunghi. Ma perdiamo su qualsiasi... Cioè, se addirittura riusciamo a perdere così tanto, anche da macchine che hanno le gomme usurate, cioè... Mi sembra un po' stracciata, non sto guidando da fenomeno, ma porca puttana. Neanche così mi sembra un po' stracciata dentro la yellow flag. Gasly fuori. Safety car incredibile, l'abbiamo chiamata, cioè... Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. Se 2 macchine ritirate. Riduci la velocità. Sembra che ci siano molti detriti Incidente. sul manto stradale. Abbiamo appena finito di dire che era una gara di merda. E adesso ci giochiamo tutto, raga. Pazzesco. Incredibile, safety car. Incidente, ho visto Gasly, un ritiro, un altro non l'ho visto. Non me l'aspettavo proprio questa safety car. Adesso il gruppo si ricompatterà, ma... Bisogna capire se almeno recuperiamo le 2 posizioni nel delta. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Con sto delta. Ok.
Vediamo se va nei box, non credo. Nessuno va ai box. Ora forse Ricciardo Alonso ha già fatto la sosta a questo punto. Ok. Siamo pronti a riprendere la lotta. Fino al momento giusto. Resta in posizione fino alle bandiere Tanto verdi. prenderò 2 secondi al giro. Però sono andati ai box, sia Ricciardo che Alonso ovviamente. Riesco a prendere almeno una posizione almeno. E dopo difendermi. Vai, 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 vai. Bandiera verde, bandiera verde. Dai, ciucciamoci almeno Ricciardo. Ok. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. E che cazzo, subito vi supera Ricciardo. Mamma mia. Ma cosa fa? Ma cosa fa? Ma non ho parole. Un cretino. Yellow flag. Calma. Niente di grave, per fortuna. Andiamo, andiamo. Ma già faccio fatica. Ma i primi ragazzi però hanno veramente un passo inaccettabile. Passo inaccettabile dei primi, Dai, dai, come prova almeno a prendere la settima posizione, quella che era tua, dai. Il sorpasso. Dai, che la gara ha avuto un piccolo senso almeno. Dai, che si ammazzano. Niente. Però stanno rallentando entrambe. Dai, che abbiamo un passo gara comunque leggermente migliore adesso. In proporzione. Dai, che vogliamo il risveglio finale. No, mamma mia, che ho rischiato. Vabbè, ma sei una merda allora, però. Ho dovuto rallentare per lasciare la posizione, poi me la sono ripresa subito. E vaffanculo, sinceramente. Un po' di aggressività non fa mai male. Dai, un leggero risveglio finale. Comunque i primi, ripeto, hanno un problemi per Alfonso Godo. Problemi per Alfonso davanti a me, Godo. Alcune informazioni su Alonso. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. E guadagniamo una posizione rispetto al prima dei box. Mamma mia, grandi ragazzi, grandi. Un po' di fortuna ci voleva. Comunque in assoluto un ritmo molto migliore con le hard. Stiamo riscontrando dei problemi, indaghiamo. Oddio no. Non ci credo. No. Distacco dall'auto davanti, 7,1 secondi. Che problemi ho? Non ci credo. Un posto dove fermarti. Ma porca ancora. Procedere in queste condizioni. Ripeto, trova un posto sicuro per fermarti, devi ritirarti. Raga, sono stufo, però sempre problemi meccanici. Sinceramente vi saluto così, un saluto dal comandante veneziano. Vaffanculo, vaffanculo.